ne c'è ancora un'altra. Oh. Guarda che altro Dio caro, guarda. Il magna il beve, dopo le sempre in torco e a magna. Grazie Thomas. Ma sì dai, qui c'eravamo stati anni fa col Martignon all'Oasi di Cervara, dove ci hanno fatto cancellare il video perché eravamo entrati di nascosto senza biglietto. Sì, proprio qua. A un certo punto fa così, e mi lo guarda. Oggi abbiamo un CP bello carico. Sì, oggi sì, durato un po' più tempo del solito, mi pare si chiami ischemia, non vorrei dire cazzate, però insomma dai, siamo tornati in qua. Dai. Volevo quasi quasi condividere con tutti voi. Sto pesce è morto? No, a mattina, stamattina, a mattina in Veneto, guarda che bello, fresco e i rumori degli operai che lavora. Poi ci stiamo a fare un aggiornamento anche su Pulmin, perché per certe persone è quasi come un animale, è quasi una roba affettiva, tipo a me nonna, con il robot aspirapolvere che le ho regalato, no? Arriva a dire che porra bestia, nonna, che non è un cane, cioè, col si incastra che tira una spiassata per tirarlo fuori, no, porra bestia, dico, come porra bestia? Vabbè, insomma, il Pulmin a giorni, un giorno, chi lo sa, perché qua chi che fa robe per i camper, di che tempi no biblici di più, si vedrà sostituito il finestrone della dinette che è tutto crepato e rovinato, quello grande, purtroppo non quello scurito in quanto non esiste della mia misura, quello che intendevo io, quello nuovo della Seiz, pazienza, e poi l'indicatore del bombolone o il galleggiante del bombolone o il bombolone in quanto è difettoso, perché va bene in garanzia. Guarda, da quest'estate mi ho detto a chi me l'ha montato, ascolta, aspettiamo, non ha senso che magari è stato, non so, la pistola che ha sparato stranamente il galleggiante, ma che cazzo ne so, sono ignorante io su ste robe. Ho detto non si sa mai, aspettiamo altri 2 pieni, no? Quest'inverno, visto un pieno dura 2 settimane, una settimana, dipende quanto vuoi farlo durare, e vediamo cosa succede. E niente, lui ha 9 pallini, va da 9 va a 8 e poi da 8 va direttamente a 2 a 3, hai capito? Quindi non sai mai quanto cacchio hai. So anche qua dice sempre qualità italiana, qualità tedesca, qualità belga. A me mi pare che nel 2023 a qualità italiana e tedesca si suddenta il prezzo e costa il doppio, il triplo, ma roba si spacca compagna, anche prima il bombolone lo godo pochissimi mesi, voglio dire. Volevo condividere con tutti anche il mio scorzo preferito, guarda che bello, questa specie di pontile un po' diroccato che mi fa tanto trabocchi, a me piace da matti sto pontile, è strano che non l'hanno ancora tolto perché è bellissimo. Ara, il cormorano che si asciuga, vedi tu? Vedete anche voi pampini, il cormorano è un volatile, ok? Quindi diciamo un discendente dei rettili con le piume, sì lo so, ti sembra strano ma va studiati queste robe severe, e il quale pesca sott'acqua, ed è un oseo subacqueo, veramente non so io scherzare. E il cormorano quando vede una preda sott'acqua si tuffa sott'acqua e va a prenderla. Questo qua invece si picca il Corea Stormeon poi sta bene di andare su e giù come a peie del sì, se ne capivo. E quindi sti cormorani una volta riemersi si asciugano le ali, però non mi ricordo, non è, c'era un motivo perché si asciugano le ali, forse per non metti a fuoco, forse per mantenere la giusta traiettoria di volo, in quanto con le ali bagnate volerebbe diversamente o con più difficoltà. Mi sembra ricordare che sia questo il motivo. Oppure anche loro hanno una che dice sugate che te ciapa freddo. Chissà se, guarda che bello, a volte certi gusti che abbiamo tra virgolette da vecchi, perché si usa dire da vecchi, sono veramente simbolo di vecchiaia, oppure magari sono un desiderio di cambiamento in qualche modo, voglio dire, dopo una vita passata a patatine e pizze, se un esempio chiaramente, te voglia di minestrina, e io dopo un lungo periodo, ossia da quando mi sono messo in proprio passato ad alzarmi all'ora che voglio, ora ho il desiderio, pensate che assurdo, e chi che mi guarda su YouTube dirà ma sto qua le mona, Dio caro, sì, ho il desiderio di alzarmi presto. Oggi ho messo la sveglia alle 7:30 e giuro, camminando, ho detto ma cazzo, guarda che bello che sarebbe
alzarsi alle 5, vestiti bene, con la sciarpa, il cappello e tutto quanto, insomma, che bello c'è per freddo, e farsi una camminata, vedere il tramonto, non so neanche a che ora che tramonta il sole. Guarda che guarda. Urco, aspetta, perché no, eravamo su di giri al compleanno di Marco, quindi secondo me non si è visto, non si è capito, per sicurezza lo dico. A Marco abbiamo fatto vari regali, una bottiglia da fiori e 3, diciamo, quei cofanetti, sai, quelli con le spa o degustazioni, quelle cose lì, e uno di questi cofanetti aveva un giro in mongolfiera in Toscana con aperitivo su nella mongolfiera, insomma è quello era secondo noi il pezzo forte, diciamo, del regalo, perché già voglio immaginare lui nella mongolfiera lì in alto. Basta che non sbrisse basso, sennò poi avremo anche i sensi di colpa. No, ma questa ischemia, questa cosa che aveva visto era quella che gli ha fatto, diciamo, perdere la vista, il senso dell'orientamento e tutto, perché si sapeva, lo si era detto, però adesso che è guarita le è tornata anche la vista, cioè lei era tanto distante, mi ha vista, è tranquilla, senza proprio dare segno di paura, è arrivata verso di me. In questi giorni avevo approfittato visto che era un po' rincoglionita, no, per sta roba qua, di farla andare d'accordo col gatto di Alessia. Infatti li ho fatti interagire, l'ho fatta stancare, abituare, diciamo, del gatto, li ho lasciati anche lì tra virgolette da soli, nel senso lei mi legata, quindi sì, anche si coccolavano, si davano i bacini eccetera, però ora che la vedo troppo carica, no, io eviterei proprio il salto stamattina. In più ho anche i jeans appena cambiati, puliti, e il cane avvertirebbe sto nervosismo, ossia di avere animali che mi girano, che mi sporcano i vestiti. E sai che gli animali vivono in questi stati emotivi, nel senso che li percepiscono. Per loro uno stato emotivo è come un segnale visivo, un segnale uditivo, hai capito? E quindi percepire io, il paron, il compagno, il branco, chiamalo come vuoi, che è nervoso in una situazione, vuol dire che quella situazione non va bene, e allora il CP si accende, purtroppo. Il 24 maggio, vedi perché noi ciclisti poi stiamo nei coglioni, perché te trovi quel tipo Singano che quando c'è gente è da enta, a volte addirittura si ferma o smonta dalla bici, e quei Dio caro che guai rallentarli, cioè te passi 40 all'ora sul marciapiede in spiaggia, ovvio che dopo ti mette divieto bici e divieto ogni roba. Il divieto sarebbe divieto e rompe i coglioni, ma se ti non te sei buono di usare un can, un monopattino e una bicicletta, ovvio che bisogna proibire tutte queste robe. No dai, ho cambiato idea, vedi tu. Oh, è il discorso di stamattina che il cane percepisce i miei umori, no? Con le mie agitazioni, eccetera. Allora, qua. Di Renato, se arriva altri 984 erotti. Se sta roba modello il pagamento unificato, non so neanche a che robe che le. So che ormai a tanti chimieri di stramieri di euro al Stato e all'Inps, porca puttana, che dovrei no dammi il culo. De P? Cioè, che a saperlo prima, uno se c'ha una escort che costa manco. Ogni volta che voglio riverniciare la casa, l'ufficio, il pulmin, come che te voglio, mi arriva sempre tasse da pagare e quindi non faccio mai. Anche oggi avevo in promemoria di sentire una carrozzeria che conosco per domandare il preventivo e basta, annullo il promemoria. Ciao, adesso vediamo, aspettiamo ancora un altro po', vediamo se conviene eventualmente chiudere tutto e far tutto in nero, insomma, invece di fatturare. Traduzione: perché tiro i porchi? Sei il cane ossessionato dal bagno, gli fai la guardia del corpo a Giacomo? Porco cane. Cosa c'è, Gioia? C'è il CP ossessionato da Giacomo, voleva salire nel letto, non l'ha mai fatto. Cioè non lo molla un attimo. Cos'è? Che bello, ho clienti fino in America. Adoro la mia versione di Van Life. Cioè, anche perché se no un van life cosa fai? Cioè, vai in giro col camper, dopo si ferma e cosa fai? Stai tutto il giorno su Facebook, su Instagram, se tu capisci? Mentre io in quel tempo lavoro, c'è poskei, me guadagno skei. I quelli dopo vanno tutti allo Stato, ma quello è un altro discorso. Avevo pensato, come certi miei clienti, di fare una partita IVA rumena, in modo tale da non pagare più tasse in Italia, però dopo dici, non so, cioè l'Inps comunque di quello che vuoi, ma comunque continua a funzionare, continua a darti uno strazio di pensione. Quindi io con la mia partita IVA ovviamente pago anche l'Inps, se devo pagarmi la pensione,
hai capito? Quindi c'è, non lo so, sto dubbio. Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si credono potenti e gli va bene quello che fanno e tutto gli appartiene. Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni, questo paese è devastato dal dolore, ma non vi danno un po' di dispiacere?